La Fiera dell'Orgoglio. Così è stata ribattezzata dal sindaco di San Donà di Piave, Francesca Zaccariotto, la fiera campionaria della Madonna del Rosario, uno degli appuntamenti fieristici più importanti del Veneto orientale e forse anche un nuovo punto di partenza per tante aziende oggi alle prese con le difficoltà economiche. Sabato ai Capannoni ex Papa il taglio del nastro alla presenza del prefetto Luciana Lamorgese, dei sindaci del territorio, degli assessori regionali Renato Chisso e Daniele Stivale e del vicepresidente della provincia Mario Dallator. Il fatto di avere oggi 200 espositori nella Fiera del Rosario 2010 ci fa capire che molto probabilmente questi espositori, che sono fatti soprattutto da piccole e medie imprese, credono che questa sia una ottima vetrina in questa parte del Veneto orientale e quindi, nonostante le difficoltà che oggi stiamo vivendo da un punto di vista economico, hanno ritenuto questa fiera come una fiera che assolutamente va fatta. 200 gli stand in via Pralungo con uno spazio in rosa solo per le donne, 20 tutti i giorni e un percorso cittadino con 420 bancarelle, oltre a spettacoli e concerti. Insomma, una fiera che da 7 anni vive una nuova primavera, come ha sottolineato l'assessore Chisso, e che si è lasciata alle spalle le polemiche dei mesi scorsi quando la San Donà Servizi aveva lanciato l'idea di promuovere qui una selezione di Miss Padania, il concorso leghista per eccellenza. In ogni caso, per gli abitanti di San Donà c'è anche un'altra ragione per cui andare fieri della propria città, l'assegnazione del primo premio del concorso nazionale Comuni Fioriti. Questo è per noi un significativo motivo di orgoglio, nel senso che essere riusciti ad essere città fiorita con 4 fiori, che è il massimo, voglio dire, della valutazione che viene assegnata, e soprattutto va detto che fino ad oggi il premio era stato assegnato a delle città che erano prevalentemente di carattere turistico. Quello che non è la nostra città ci inorgoglisce assai.